E continuiamo con le interviste dei giocatori, dei player del Latte Dolce Calcio, Sassari Calcio Latte Dolce, prima in classifica, una vecchia conoscenza di questi microfoni di Sardegna Dies, Paolo Palmas, centroavanti che quest'anno ha davvero una gran bella compagnia, a iniziare da tutto il reparto difensivo, dico io, perché poi alla fine esprimete un gioco davvero particolarissimo che riesce ad esaltare anche le tue doti. Paolo. Beh, sicuramente quest'anno siamo più attrezzati e siamo comunque una bellissima squadra, un bellissimo gruppo. E certo è bello giocare comunque con gente che davanti ti fa arrivare il pallone, però siamo consapevoli della nostra forza e siamo contenti di essere primi. Questo è un dato di fatto, però chiaramente siamo all'inizio del campionato, bisognerà aspettare ancora qualche giornata, a nostro modestissimo avviso, per capire quali possono essere le formazioni che potrebbero concorrere con voi fino alla fine. Oggi direi subito Turris, ma ci aggiungerei qualche sorpresa che potrebbe essere sempre nascosta in mezzo alle pieghe di un campionato che noi riteniamo livellato un pochino verso l'alto. Siamo ancora ad ottobre, quindi non abbiamo ancora incontrato tutte le squadre. Sappiamo che comunque la Turris era la strafavorita e quindi non credo che sia solo la Turris, comunque ci sono anche tante buone squadre, anche come la Torres, che a mio avviso farà un gran campionato. Poi... A proposito di sarde, certo hai parlato della Torres, ci aggiungerei l'Arzachena, anche se ha cambiato categoria, ma non per retrocessione, proprio per problemi societari, però ci pare di poter dire, potrà dire anche lei la sua, e poi le altre squadre del sud della Sardegna che in fin dei conti noi tifiamo tutte, perché è preferibile che più sarde rimangano in questo raggruppamento, è meglio e anche per il Latte Dolce e tutte le altre squadre che vogliono eventualmente puntare al salto. Sì, ovviamente noi siamo l'orgoglio sardo, noi abbiamo l'orgoglio sardo, quindi siamo contenti se anche le altre sarde rimangono nella categoria oppure fanno una grande stagione come speriamo di fare noi. Paolo, ultimissima domanda, tu sei, ripeto, l'ho detto in sede di presentazione, una vecchia conoscenza della Sassari Calcio Latte Dolce. Nel corso di questi anni, tassello dopo tassello, a parte la squadra, è cambiato anche l'organigramma societario. Una società solida alle spalle dà molta più fiducia ai giocatori? Beh sì, è normale che avere una società dietro che ci segue, che non ci fa mancare niente, è importantissimo. Ci dà molta più fiducia e ci dà la possibilità anche di esprimerci al meglio. Il lavoro è meno duro comunque. Esatto. Bocca al lupo! Crepi lupo.